Buongiorno e benvenuti con l'informazione di Telefriuli. In apertura l'emergenza sanitaria, aumentano i contagi e in particolare tra i giovani. Si mantiene comunque bassa l'incidenza dei positivi nei reparti ospedalieri e questo non fa temere, almeno per il momento, un eventuale passaggio in zona gialla. Tornano però a riaprire le terapie intensive, come sentiremo nell'intervista al vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi da parte del nostro Daniele Paroni. Vicepresidente, nelle prossime ore potrebbero riaprirsi i reparti di terapia intensiva, perché? Si pare che ci sia un caso che per ragioni di protezione, anche perché presenta patologie importanti, impone la sicurezza della terapia intensiva. Questo significherebbe riaprire la terapia intensiva a Udine. Naturalmente questo è coerente anche con l'andamento del contagio, anche se dobbiamo dire che una terapia intensiva non è una cosa che ci deve far preoccupare. Sicuramente c'è una tendenza e si propone la condizione della fragilità della persona che va nella terapia intensiva. Il contagio si sta alzando, è un contagio che ha una bassissima domanda ospedaliera e noi continuiamo a dire ogni giorno che naturalmente la risposta a questo è andare a vaccinarsi. Vediamo con le scelte del Green Pass comunque un'adesione che sta accelerando, crediamo che il Green Pass sia una cosa giusta, ma nello stesso tempo deve essere perfezionata, perché non possiamo pensare di consentire il controllo di queste misure alla singola attività, perché questo rischierebbe di riportarci di mettere le persone a fare un lavoro che non è loro. E a proposito, proprio il Green Pass continua a far discutere non solo nei bar e nei ristoranti, ma anche nel suo utilizzo nelle manifestazioni e negli eventi. In particolare a rischio sono tutte quelle sagre che dovrebbero iniziare nel weekend del 7-8 agosto, quando scatterà l'obbligo del certificato verde. E così la sagra, una delle sagre storiche del Friuli Venezia Giulia, ovvero quella del Toro a Buia, è a rischio. Sentiamo. Voi avete messo un comunicato perché siete in attesa del decreto per quanto riguarda sagre e come organizzarvi. Cosa sta succedendo? Appena uscito il decreto sono arrivate telefonate, mail e tutto quanto per capire come comportarsi in questo frangente. Siamo veramente in difficoltà e non sappiamo come comportarci. Non tanto per l'operatività all'interno, perché chi non ha il Green Pass farà un tampone, quindi avrà un Green Pass temporaneo, ma tanto per capire quanta risposta potrà esserci da parte del pubblico per venire o meno a sagra, perché purtroppo non tutti ancora hanno questo Green Pass. Quindi non sappiamo se sarà il caso o meno di mettere in piedi tutto il discorso organizzativo. Quali sono le norme che creano più confusione anche tra chi organizza in questo momento? Allora, a parte la recettività fuori, all'aperto, al chiuso, noi abbiamo in una struttura di 300 posti a sedere omologata, col piano Covid abbiamo posti a sedere per 120, quindi lei riesce a capire che è molto difficile in questi termini riuscire a organizzare una festa. Questo è in questo momento il nodo più difficile. A proposito di sagre ed eventi, oggi a Martignacco si è tenuto un incontro sui vantaggi e le opportunità di organizzare eventi inclusivi organizzato da Will Easy in collaborazione con l'associazione Io Ci Vado e il supporto del Comitato regionale dell'Unione Proloco. Distribuita anche una guida pratica, pochi però sono ancora alle manifestazioni a misura di disabile e non solo. William Del Negro, si può organizzare un evento inclusivo e come si fa a organizzarlo? Sì, organizzare un evento inclusivo è abbastanza semplice e non comporta neanche delle spese eccessive, basta solo cambiare il modo di pensare in modo inclusivo e soprattutto pensare a tutti. Un evento inclusivo non è solo per le persone con disabilità, ma per chiunque, le famiglie che viaggiano e vanno a sagra o nelle feste con i bambini piccoli, chi ha intolleranze alimentari, chi si va con il proprio animale e quindi chiunque ha voglia di essere libero e di svagarsi e andare a godere di quello che il territorio offre. Realizzare percorsi accessibili per eventi come le sagre è possibile? Sì, certamente è possibile, già veniamo da anni in cui è cresciuta la sensibilità di Proloco e associazioni su questo
settore, su questa tematica. Ovvio che grazie a questa nuova guida che ha predisposto Will Easy riusciremo anche a interfacciarci con qualcosa di concreto, con le linee guida su questo argomento da applicare, e soprattutto entriamo nell'ottica che è da intraprendere un percorso, così come anni fa l'abbiamo fatto sul tema della sostenibilità ambientale. Abbiamo oggettivamente avuto molti riscontri e risultati nell'organizzazione di Ecofeste. Ora si tratta di intraprendere un percorso per avere da qui a qualche anno eventi più accessibili per tutti. E ora la cronaca, un particolare occhio alle truffe legate alle vacanze, a cadere nella trappola di questi raggiri in Reste. È stato proprio in queste ultime ore un 67enne residente nel capoluogo friulano. A seguito di accordi telefonici l'uomo ha versato 1.800 euro per prendere in affitto un appartamento a Monaco di Baviera e trascorrervi così le proprie ferie. A mettere un annuncio su un sito web specializzato era stata una 32enne di origine romena, residente in provincia di Roma. I due si erano messi d'accordo, ma poi lei ha ottenuto i soldi che il 67enne le ha versato sul suo conto corrente, è sparita nel nulla. A denunciare l'accaduto è stato lo stesso uomo ai carabinieri della stazione del capoluogo. I militari dell'Arma hanno avviato un'indagine, hanno poi denunciato la donna a piede libero per reato di truffa. E poi c'è un sequestro di droga, circa 3 kg di marijuana a carico di un cittadino italiano di 40 anni, un impiegato residente a Ronchi dei Legionari, che è stato per questo motivo arrestato. Il personale del settore di polizia anticrimine del commissariato di Monfalcone lo ha fermato a bordo della sua auto, sorprendendolo in possesso di 6 confezioni termosaldate contenenti in totale circa 3 kg di marijuana e una modica quantità di cocaina. Poi la perquisizione successiva domiciliare ha permesso di sequestrare un'ulteriore quantità di marijuana, un'altra dose di cocaina, sostanze per il taglio di quest'ultima e un bilancino di precisione, oltre a vari attrezzi per il taglio. Si è tenuta oggi, voltiamo pagina, l'inaugurazione ufficiale della sala polifunzionale dell'impianto sportivo di Via Barcis a Udine. Circa 250.000 euro l'importo investito per la realizzazione di un edificio rivolto ad atleti e genitori per il cosiddetto terzo tempo. Sentiamo l'intervista all'assessore allo sport Antonio Falcone. Assessore, Udine città dello sport sempre di più, anche a favore dei ragazzi che hanno bisogno per il terzo tempo. Sì, assolutamente, un'altra opera consegnata, ne stiamo facendo altre due, ne stiamo realizzando altre due, un'altra l'abbiamo già ultimata praticamente in via della Roggia, e crediamo molto noi in quest'anno di Covid, pur avendo lavorato quasi alla normalità, in più c'è stato lo straordinario. I nostri uffici, malgrado siano stati impegnati, personalmente mi sono dedicato assieme all'assessore Michelini a uno studio di quelle che erano le strutture sportive che riguardavano la nostra città. Praticamente abbiamo voluto veramente studiare quelli che erano gli sport che oggi non erano del tutto identificati al meglio, per esempio la roccia, il pattinaggio, lo stesso paddle, che in questo momento sta diventando uno degli sport principali in quasi tutti gli stati d'Europa. A Udine non era rappresentato, almeno a livello comunale non c'erano strutture. A San Gottardo cosa troveranno i ragazzi che praticherà il calcio in questo caso? E avranno l'opportunità intanto di avere un campo che è tenuto veramente una meraviglia, eccezionale, con ampi spazi e ampi volumi. Dopo l'attività sportiva, diciamo che hanno l'opportunità di godersi di uno spazio per il terzo tempo all'avanguardia, costruito con tutti i crismi e le regole che attualmente il Comune impone, quindi anche Casa Clima, che riduce completamente tutti quelli che sono gli sprechi energetici, andando a dare maggiore valore all'edificio. È stato costruito con queste caratteristiche e ci auguriamo che risponda al meglio a quelli che sono gli scopi sociali del manufatto, del fabbricato. Ecco. E a proposito di sport, si sono aperti oggi ufficialmente i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e sono arrivate anche purtroppo le prime delusioni per gli azzurri, e in particolare per i nostri corregionali. Vedete le immagini: Mara Navarria, che è stata eliminata nelle prove individuali di spada femminile già agli ottavi.
superata dall'estone Katrina Leis per 15-10, la stessa che poi ha eliminato ai quarti anche Rossella Fiammingo, che era arrivata argento invece ai precedenti giochi. In precedenza la friulana ai 16esimi aveva superato per 15-12 la russa Giulia Licacina al termine di un assalto sempre condotto dall'azzurra, brava a difendere il vantaggio e poi a piazzare l'allungo finale. Questo però non è bastato, appunto, come abbiamo detto, superata già agli ottavi. Questa sera invece alle 21 a Telefriuli trasmetterà il concerto che il Fogolar Furlan di Tokyo e l'Ente Friuli nel Mondo hanno organizzato nella capitale giapponese per accogliere proprio alle Olimpiadi gli atleti del Friuli Venezia Giulia per promuovere la regione nel mercato turistico nipponico. Sentiamo. La fanfara olimpica di John Williams, poi Giovanni Gabrieli, infine il coro con un pezzo originale di Marco Maiero e il bis finale con la struggente A Plan Cale il Soreli. È il programma del concerto di benvenuto che i ragazzi del Music System Italy Japan, diretti dal friulano Ottaviano Cristofoli, hanno dedicato a Tokyo agli atleti regionali in gara alle Olimpiadi. L'evento, che sarà trasmesso sabato 24 luglio alle 21 su Telefriuli, è stato organizzato dal Fogolar Furlan di Tokyo e dall'Ente Friuli nel Mondo, con il sostegno della Regione, di Promoturismo FVG, della Fondazione Friuli, del Comune di Udine e del CONI. Obiettivo, oltre che salutare la pattuglia olimpica del Friuli Venezia Giulia, anche promuovere il nostro territorio sul mercato giapponese. Approfittiamo delle Olimpiadi, ma approfittiamo del Fogolar Furlan di Tokyo, che quest'anno proprio compie 8 anni di fondazione, guidata dal presidente Flavio Parisi, assieme al vicepresidente Ottaviano Cristofoli, al maestro Ottaviano Cristofoli, prima tromba dell'Orchestra Sinfonica del Giappone. E l'unico occidentale. Per questo motivo abbiamo ritenuto proporre al pubblico giapponese, in uno dei più grandi teatri di Tokyo, un concerto dedicato ai nostri olimpionici in particolare friulani, ma soprattutto grazie anche alla collaborazione di Promoturismo, delle immagini veramente particolari che per promuovere la nostra regione, il turismo della nostra regione. Appuntamento quindi da non perdere alle ore 21, noi ci vediamo invece con il nostro notiziario alle 19, vi auguro buon pranzo e buon pomeriggio, ci vediamo stasera, arrivederci.